Special Smile, cooperativa sociale Onlus di tipo A, nasce nel 2012 dalla voglia di persone che, partendo da un'esperienza di volontariato, hanno sempre creduto fortemente nelle potenzialità delle persone con disabilità intellettiva. La cooperativa inizialmente ha orientato suoi servizi esclusivamente nelle attività sportive e di socializzazione. Ad oggi offre anche un progetto di accompagnamento alla vita indipendente per la persona con disabilità e la sua famiglia e sta avviando uno studio in cui si farà psicomotricità funzionale. I servizi offerti nella provincia di Cagliari e Carboni Iglesias vedono impegnati professionisti competenti nelle varie aree per offrire ad ogni singola persona una valutazione complessiva e un intervento che possa curare tutti gli aspetti, da quello fisico, psicologico a quello educativo e sociale. Buona giornata a tutti qui da Carbonia, siamo nella nuova sede della cooperativa Special Smile di Stefania Rosas, pedagogista clinica, e Francesca Carta, psicologa dello sviluppo. Buona giornata a voi. Buona giornata a tutti. Allora, perché nasce questa bellissima e importantissima iniziativa? Allora, diciamo che questo studio professionale pedagogico e psicologico nasce insomma in chiave psicomotoria funzionale, con l'idea di rispondere a quelli che sono insomma i bisogni del nostro territorio. Quindi si vuole dare un'opportunità insomma in più e si rivolge sia ai bambini che all'età adulta. È una professione, una metodologia globale che parte da quelli che sono insomma le esigenze della persona, partendo anche da quelle che sono criticità e insomma i disagi che la persona in quel momento sta attraversando. Ecco, Francesca Carta, psicologa dello sviluppo, di che cosa ti occupi tu? Allora, io mi occupo prevalentemente appunto dello sviluppo, quindi seguiamo bambini dalla fascia dai 3 anni in poi, sostenendo sia il bambino che il genitore nelle diverse fasi appunto dello sviluppo del bambino. Attraverso i nostri interventi orientati appunto alla psicomotricità funzionale vogliamo seguire il bambino nel suo sviluppo in modo globale, quindi intervenendo principalmente sul corpo e il movimento, per ottenere dei benefici a tutti i livelli di sviluppo, da quello cognitivo a quello emotivo e relazionale. Il tutto ha come obiettivo finale quello di garantire, diciamo, al bambino uno sviluppo armonico. Insomma, è un'iniziativa davvero molto importante e subito, come vi è stato detto, sono venuto qui per farvi questa bella intervista. Cosa volete dire ai genitori dei ragazzi? Noi volevamo dire insomma un po' a tutti che ci siamo, che siamo appunto a Carbonia in Viale Arsi 80, che la cooperativa Special Smile, di cui ci tengo a dirlo, il presidente è Andrea Siddi, opera sia su Cagliari che sul Sulcis, e oggi insomma in quanto cooperativa si offre un'opportunità, un servizio in più, che è quello appunto della psicomotricità funzionale, e quindi niente, siamo qua e speriamo che... Ecco, questa sera tra l'altro mi dicono ci saranno tutti i sindaci del Sulcis, no? Sì, esatto, questa sera intorno alle 16 ufficializzeremo l'inaugurazione col taglio del nastro e della torta, quindi chi può non ci può che far piacere di avervi qua. E naturalmente noi con Telestar vi daremo questo spazio davvero molto importante. Grazie a voi e in bocca al lupo. Grazie. Vai! Nella cooperativa sociale Special Smile tutta l'attività è incentrata sulla persona, attorno alla quale viene creato un progetto tenendo conto della capacità psicomotoria e relazionale degli impegni scolastici e familiari.
Per sensibilizzare maggiormente la società, specie nei giovani, promuove tirocini di alternanza scuola-lavoro, permettendo quindi alle nuove generazioni di entrare a far parte della società pronta all'accoglienza. Durante tutte le attività c'è sempre il sorriso, perché la filosofia Special Smile si basa sul divertimento, fattore fondamentale in ogni momento trascorso assieme. Al fianco della persona lavorano in team professionisti come pedagogisti, psicologi, laureati in scienze motorie, educatori e tecnici sportivi, animatori ed OS. Le figure professionali vengono attentamente scelte, non solo in base al proprio titolo di studio. Vengono ricercate infatti sia competenze professionali, sia competenze e valori umani che garantiscano empatia, sensibilità e le attenzioni necessarie per ottenere grandi risultati. In definitiva, nel ringraziare si conta nella collaborazione di tutti, operatori, utenti e familiari, perché Special Smile possa sempre più essere espressione attenta della solidarietà umana ed un supporto di chi crede nei valori delle persone con disabilità.